A Santa Margherita del Belice l'associazione a cuore aperto dona un defibrillatore alla Croce Rossa. L'iniziativa svolta dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo nella qualità di presidente dell'associazione Ollus a cuore aperto a margine di Scena Sicura. Una manifestazione che si è svolta nei giorni scorsi a Santa Margherita, dove 70 volontari con mezzi di soccorso hanno simulato un evento sismico per testare le procedure da mettere in atto in casi di terremoti. Io come presidente dell'associazione a cuore aperto, che era ora come tutte le onde si trasformerà in organizzazione di volontariato, da sempre ho portato avanti il principio che le associazioni devono collaborare, perché se non si collabora sì, qualcuno riesce a fare qualcosina, ma poi si ferma e non va avanti. Quindi in questa ottica abbiamo in particolare da sempre collaborato con la Croce Rossa. Per me è un grande onore e piacere regalare questo piccolo dono che è un defibrillatore, ma che è qualcosa di utile, perché nel momento in cui un piccolo dono riuscisse a salvare una sola vita diventa un grande dono. Quindi io vi ringrazio per la possibilità che sempre mi date di collaborare con voi. Per ottimizzare la complementarietà tra le associazioni è fondamentale che quando c'è un problema ci si parli. È fondamentale parlarci, perché se ci parliamo di più forse riusciamo a fare sempre di più nell'interesse della gente. La comunicazione e il senso stretto di collaborazione, senza pensare ma io faccio parte di un'associazione o dell'altra, eccetera. Siamo tutti nella stessa barca e se c'è un buco dobbiamo tutti risolverlo a chiuderlo, non ad allargarlo.